Notizia da telegrafare a tutti: a Romano de Zelino è arrivato il treno. Il treno va. Il fascino evocativo dei treni e delle ferrovie, il loro significato e ruolo sociale, storico ed economico sono al centro di un'esposizione tematica ospitata alla Fornace Panizzon di Romano de Zelino fino a domenica 26 novembre. L'obiettivo è di far conoscere e amare il treno a partire dalla sua storia in un percorso espositivo organizzato come un racconto con oggetti, cimeli storici, diorami e plastici ferroviari, vecchi documenti e stampe d'epoca. Tanti anni fa, durante la Grande Guerra, una piccola ferrovia Decauville portatile trasportava i militari verso le nostre montagne, verso il Grappa, da Bassano fino a Crespano, passando proprio per Romano e la Valle Santa Felicita. Una mostra impreziosita da un cimelio storico rarissimo. È il cimelio dei cimeli, il santo graal delle nostre ferrovie italiane, è un frammento di rotaia prestatoci dal Museo Ferroviario di Signia in provincia di Firenze, che racconta la storia della prima ferrovia italiana voluta da Ferdinando Re di Borbone. Attraverso le vicende di nascita e sviluppo della ferrovia, i visitatori potranno ripercorrere un viaggio immaginario nella storia e nel progresso italiano, e a questo viaggio hanno voluto prendere parte tantissime scolaresche con un concorso su misura proprio per gli studenti. A questa meravigliosa mostra è abbinato un concorso rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai quali sarà chiesto attraverso la loro fantasia di proporre degli elaborati che rivisitino proprio la storia della ferrovia dal Rinascimento ad oggi. Questa mostra ha coinvolto così tante persone che ci hanno proprio suggerito il tema al concorso scolastico. Il treno unisce l'Italia e gli italiani, non solo nella geografia, ma soprattutto nella cosa più bella, nel sociale. Dunque, per salire in carrozza c'è tempo fino al 26 novembre, prima che il treno riparta da Romano.